In quei dis Ezechie si malà di morì. E il profeta Isaia, figlio di Amos, all'è di lui e disè. E il Signor al dis così: sisteme le robis in chiase to, perché che tu muraràs e non tu restaràs in vite. Ezechie si voltà con le muse de bande dal mur e si mette a preà al Signor disint: par plasè, Signor, visiti che soi là d'indenante to presince con fedeltat e con un cur sclet o hai facce calere ben paitie voi. E Ezechie al vai di dur vai. Allora le paraule dal Signor arriva a Isaia così: va a dire a Ezechie, il Signor, il Dio di David tovon, al dis così: o hai ascoltate le tue preghiere, o hai veduto le tue lacrimis, ve. O zonti alle tue giornadis quindi sains, o libererai demanda al re di Assur te e queste citate, e guarderai queste citate, e chest alle parte il segnal de bande dal Signor, che mantegnerà ce che l'ha imprometut. Ve, io fas cessà di disgras le ombrene che je già là de iucul soreli sui gras di Acaz. E il soreli al tornain da ur disgras di che i calere già là tindenant. Chian di Ezechie, re di Giude, quando che sin malai al tornà di cade malatie. Io pensavi, a miec des me giornadis mi inglarai e li spuartis di che latrimon mi tegnaran per 12 anys che mi restin. O pensavi, non vi oderai più il Signor, in tetiere dai vis, non vi oderai più in muse nessun om di che vivin da quest mont. Le me chiase e gli stade chiavade e buttate lontan di me, come le tende dai pastors. Tanche un tessidor tu has rotolade sulle me vite e tu has chionciade le me tiesidure. Di dia legnot tu mi has finit, o hai berlat finta buinore. Tanche un leon così lui al crevè duci mei vues. Di dia legnot tu mi has finit. O piuli tanche une sisile, o gem tanche une colombe. I miei voi al cias ad alt e son strax. Signor, o sois fracaiat, anin a dammi une man. Ce disaraio mo, dicei fevelaio. A lui che alla gis, io o viv duci mei ains tal marum de me anime. Signor, in te al spere il mio cur. Dai fuarcia al mio spirit, vuarissimi, e fammi tornare di ca. Ve, e il mio marum si tramude in paz. Tu has salvate le mie vite de buse cal finis dut, parce che tu has buttat da ur de stos palis duci mei pecchias. Parce che la trimont no ti laude, e neanche la muart no dis ben di te. No sperin te to fedeltat che van io te buse. Che il calviv, allelui che ti laude come co fas voi io. E il pari us fasarà cognossi ai fis, le to fedeltat. E il Signor nus salve, pa la qual o chiantalin sulle citaris duci dis de nestre vite, tal templi dal Signor. Isaie al disè, che si chioli un biel pos di fix sex, che si fasi un impact sulle feride e al vuari sarà. Diss'ale Ezechie, qual esal il segnal che io entrerai tal templi dal Signor? In che volte Merodach Baladan, fi di Baladan, re di Assur, i mandaletaris regai a Ezechie, perché calveve sintut che Ezechie aliere malat. Ezechie sin d'allegre e or mostrai mes le chiamare dal tesaur, la rint, la aur, i bonodors, e il vuelifin, tutto il suo arsenal e duce calveve tai siei tesaurs.
non resta nuie che Ezechie non urveve mostrat dal suo palazzo e in tutto il suo ream. E il profeta Isaia all'eda al re Ezechie e disse: «Ce hanno dite che gli oms e dondri sono vignuschi di te?» A rispondè Ezechie: «E son vignuschi di me di un'etiere lontane di Babilonie». Che l'altri gli domandà: «Ce hanno vioduto al tuo palazzo?» Alzontà Ezechie: «E han vioduto duce calè dal mio palazzo, non le nuie tai miei tesaurs che io non urve dimostrato». Isaia gli disse a Ezechie allora: «Scolte la paraule dal Signor de Schiris. Ve, e vigneran giornadis che al sarà portata a Babilonia duce caleta al tuo palazzo, e i tesaurs, e che i tuoi von se han ingrumat fin voi. Non resterà nuie, al disse il Signor. E dai fis che saltaran fur de stos vissaris, e che tu has generato, un po' se saran gafas e addiventaran chiastras dal re di Babel». Ezechie rispondè a Isaia: «Le paraule dal Signor che tu mi has contat e gli buine, e al pensave, e sarà pas e sicurezze al mancut so di me».